Cari amici, ben ritrovati, che piacere poter farvi compagnia anche oggi. Che dirvi, che sono stati tantissimi messaggi che abbiamo ricevuto, sono state tantissime le mail che mi inviate, io saluto tutti quanti, ma principalmente i più piccini perché mi hanno mandato un sacco di disegni e ricordate che proprio pensando a loro abbiamo adesso il diario di Diversamente Veneto, basta che scrivete un WhatsApp al numero che appare qua sotto e noi vi daremo tutte le informazioni come avere il diario di Diversamente Veneto e vi dico che dentro è super colorato e pieno di storia, ma andiamo a noi perché io ho visto il caldo di questi giorni, sono andata a Sbrindolon col mio amico Giovanni Bonatelli per i Monti Veronesi e già come vi avevo promesso oggi parleremo della Lessinia, ma qualcosa di molto diverso, vi farò scoprire dei paesaggi veramente unici. Allora partiamo perché dopo vi presento l'ospite che ho in studio. Guardate dove vi porto. 'Twas on one bright March morning I bid New Orleans adieu, and I took the road to Jackson Town before... Beh ragazzi, oggi non avete idea, vi porto in Lessinia, ma vi faccio scoprire delle cose straordinarie. Ma non vi anticipo niente perché sarai te Giovanni a raccontare ai miei amici oggi dove siamo e cosa facciamo, perché qua io vedo che comunque siamo a quanti metri di altezza circa? Circa 1500 metri, in zona Folignani di sotto, nei pressi di Podesteria, Bocca di Selva, siamo in Alta Lessinia. Ascolta Giovanni, ma qual è la particolarità di questa giornata? Cosa mi hai portato a scoprire oggi di questo Veneto e di questa Lessinia? Beh, quelle che stai vedendo di fronte, queste pecore, sono pecore di razza brogna. È l'unica specie animale autoctona della provincia di Verona e la Lessinia ai tempi dei cimbri non aveva le mucche, che adesso sono la fonte di reddito principale, ma aveva le pecore. Questa pecora si stava estinguendo. E grazie a Lorenzo, io ricordo quando ero proprio piccolo, suo papà, che aveva queste pecore, e Lorenzo è diventato custode ancora anni fa di questa razza, portando avanti la tradizione della sua famiglia. Cioè dunque Lorenzo ha praticamente salvato una razza di pecore in estinzione. Esattamente. Ascolta, io so che comunque a livello di territorio anche tu hai fatto una scelta molto importante perché lavori nel, operatore del turismo, però la scelta che hai fatto è quella di dar valore non soltanto al territorio ma anche a chi fa le scelte come ha fatto Lorenzo, no? Assolutamente, io vedo il lavoro del ristoratore che si incastra con i piccoli produttori agricoli e che difendono la tradizione, quindi distaccarsi da quello che è l'allevamento intensivo, lo sfruttamento dell'animale e della terra, ma cercare l'armonia tra terra e animale. E ascolta, la particolarità invece di questa pecora? Beh, è un animale a triplice attitudine, vuol dire carne, latte e lana, quindi non è specialista in niente e non è spinta in nessuna di queste direzioni. È qui il valore, che non sono animali spinti ma danno quello che hanno. Adesso siamo a 1500 metri, vedete, non sono animali in competizione con l'uomo, sono animali che mangiano quello che c'è. Pensate al bouquet aromatico di erbe di cui si nutrono questi animali, che pascolano tra i 1500 metri come adesso in estate e via via che arriva l'inverno si abbassano fino ad andare a pulire le vigne biologiche, biodinamiche che ci sono in pianura. Vanno a fare il diserbo e la concimazione. È una difficoltà tremenda comunque anche mantenere un gregge così, perché è tutto un lavoro che dura tutto l'anno. Il lavoro del pastore è un lavoro che non ha pause, non ha giorni di riposo, non c'è bel tempo, non c'è brutto tempo. Ogni giorno si va fuori e ci si dedica all'animale e le pecore hanno bisogno tutti i giorni di essere guardate, spostate. Qui c'è una nuova realtà degli ultimi anni che è il lupo, per esempio. L'anno scorso, se non sbaglio nei numeri, il lupo ha prelevato 60 animali dal suo gregge. E quindi 60 animali fa la differenza, insomma, quando si tratta comunque di un piccolo allevatore, giusto? Allora tu pensa che quelle che vedi saranno più o meno 700 pecore ed è l'allevamento più grosso che c'è in Lessinia. Quindi togliere in un anno, in un'estate, il 10% di questi animali è una
cosa insomma direi importante. Ascoltami, ma tu la Lessinia la racconti in cucina sui tuoi piatti? Esattamente, allora non tutto quello che faccio viene dal territorio, perché il territorio non ha materia prima a sufficienza per servire il nostro ristorante, però tutto quello che il territorio mi dà lo prendo e cerco di raccontarlo. Quindi è molto diverso cucinare un agnello che arriva dalla Nuova Zelanda piuttosto che sapere che questo agnello arriva da qua, di averlo visto, di aver visto come vive, come cresce. Sono animali allevati nella direzione della salute perché prendono l'aria aperta, il sole tutto l'anno, no? Ma Lorenzo, da quant'è che fai il pastore? Da sempre, praticamente da piccolo. Cioè, fin da piccolo? Con meno pecore, comunque da piccolino con mio padre, dopo abbiamo un po' ingrandito il gregge, ho cominciato a fare transumanza, pascolo vagante e in giro nella Lessinia. Il rapporto poi con il mercato, perché poi insomma è bene che alleva le pecore, che fai formaggio, ma bisogna anche venderli. Il mercato è sempre il commercio, il mercato, allevamenti intensivi, cioè è sempre una differenza perché qui c'è un costo per allevare senza consumare dell'altro, cioè erba. La concorrenza praticamente degli allevamenti intensivi che arrivano animali dall'estero è sempre un problema il prezzo. Cioè. Adesso continuiamo a scoprire la Lessinia perché insomma dopo questo io direi che c'è tanto da scoprire e tanto da raccontare su questa Lessinia, dunque continuiamo a scoprirla. Attenzione, vi aspetto, non cambiate canale. Certo, perché io sono qua, come fate a cambiare canale, cari amici? Sono qua con il nostro carissimo ospite, io ho portato Giovanni in studio perché non mi bastava la chiacchierata in giro per i monti della Lessinia. Giovanni, benvenuto. Grazie, grazie. Ben Giovanni, ma che immagine meravigliosa, la Lessinia ha tantissimo da offrire, da scoprire ancora, no? La Lessinia è una terra speciale perché ha mantenuto ancora il contatto con il passato, con quello che era, come avete visto, la pastorizia e comunque è dedita la sua economia soprattutto all'allevamento, non solo di ovini, ma anche di bovini e anche di galline, di polli. Molto a proposito di questo, Giovanni, fra pochissimo faccio vedere un altro filmato che abbiamo fatto insieme, però diciamo che non è nemmeno semplice per questo allevatore oggi come oggi, insomma in tempi moderni con quello che è il mercato, sopravvivere e vivere ancora mantenendo queste tradizioni e questi metodi. Ci sono persone che stanno puntando di più all'equilibrio che al profitto fine a se stesso. Quindi la sostenibilità del proprio lavoro, dell'ambiente, il rispetto dell'animale e quindi l'equilibrio della persona. E proprio parlando di questo equilibrio, Giovanni, adesso vi faccio vedere ai miei amici il filmato che abbiamo fatto con un architetto. È l'architetto che ha scelto di fare l'elevatore di galline. Guardiamo insieme perché lo conosci già, Giovanni. Cosa vediamo qua, Giovanni? Allora, adesso andiamo a trovare Enrico. Lui alleva la gallina grisa. È una gallina molto particolare, vive in maniera dinamica, si muove, ha una carne molto tenace. Pensa che io le prime volte che cucinavo queste galline erano sempre dure, non capivo. No, perché non vivono nelle gabbie. Le galline degli allevamenti intensivi vivono molto strette, stanno ferme, sono nelle gabbie, loro vivono libere, hanno spazio e si rispetta l'attitudine di specie di questo animale, no, è un volatile. E questa è la grisa. Ma allora, ciao, architetto, com'è? benona, molto bene. No, queste galline grigie qua? Ciao Giovanni. Stanno come bene, hanno caldo come tutti gli animali in questo periodo. Cioè, ma hanno tutta sta vista qua? Questo sì, questa è la vista che hanno. Ma in che zona siamo qua, Enrico? Qua siamo vicino a Castagnea, Calesano. Cioè là sotto vediamo... Là sotto c'è Mezzane e poi via via la pianura verso Cagliero, San Bonifacio, Soave e giù in fondo verso il Po. Questo è l'inizio della Lessinia. Ma un architetto che andate a levare le galline grigie, che tra l'altro non sa neanche le galline normali. Sono le galline più simpatiche del mondo. Cioè laureati, cioè che ha fatto una scelta comunque importante, rimanere nel territorio, mantenendo quelle che sono anche la tradizione, non è cosa semplice. Ma perché io mi sono legato a questo territorio. Io che vengo dal lago, vivo in città, mi sto legando alla Lessinia. Ti faccio vedere i nuovi recinti che sto attuando piano piano, perché qua si sta attuando un programma di riordino aziendale
concordato anche con i veterinari dell'ASL e qui abbiamo sistemato tutto, fatto i primi recinti che sono questi, dove possono venire fuori adesso che è possibile le galline. Beh, tu li chiami e loro arrivano? Sì, guarda come vengono fuori. Ma ascolta, come nasce questa idea di portare le galline grigie? È nata da un mio amico che mi ha coinvolto tanti anni fa. Poi, come diceva Giovanni, come sa Giovanni, è nata un po' per scherzo, così per passione tra amici, impiegavamo la seconda parte della nostra giornata venendo qui al capanno, levando la gallina, però l'abbiamo diffusa, l'abbiamo un po' valorizzata sul territorio e poi quando è arrivato il momento di scegliere io ho scelto di proseguire da solo questo cammino. E io so che quest'inverno anche la musica li facevi ascoltare. C'è sempre la musica, varia da Radio Capital, Virgin Radio, quindi hanno musica... Radio Bella e Monella, Radio Birichina, RCS di Verona. Ascoltano ottima musica. Ascolta, poi della tua formazione insomma, architetto fino ad arrivare ad allevare animali, che non è una cosa impegnativa, perché qua si parla di un lavoro anche fisico. Giovanni, hai visto la pecora brogna, hai visto la gallina grisa e adesso piglia teste uova e cucina le congeli. Ascolta, ma perché sono diverse? Ho visto che... Perché è il bello di queste galline, mi piace dire che sono anarchiche e le fa quel che le vuole loro. Non è come una casa. Esatto, ogni uovo ha una storia da raccontare. Sì, ma questo uovo qua, quando praticamente Giovanni lo cucinerà, immagino che sia giallo. No, a dire la verità devi cancellare l'idea del giallo, perché sono coloranti. Guarda, hai visto L'ideale è metterci un pizzico di sale e un po' di limone, è meraviglioso. È energia pura, no? Madonna, che sapore, non sa da quelle uova. Da freschin, si dice in Veneto. Non sa mia da freschin. Non sa mia da freschia? Esatto, è vero. È proprio buono? Sì. Beh, direi che ragazzi con questo andiamo a mangiare perché l'aperitivo è fatto. Beh, come avete visto, io a Sbrindolon con Giovanni Bonatelli per Alessina ci sono andata e continuerò a farvi scoprire. Guarda, un attimino di pubblicità, tornate che vi aspetto con una sorpresa incredibile. A presto! Già, cari amici, vi avevo promesso una pausa velocissima perché oggi, insomma, spero che guardando questi video della Lessinia vi faccia vedere anche a voi un po' di senso della freschezza, visto i giorni di caldo. E proprio qua in studio c'è Giovanni che, insomma, abbiamo camminato insieme in giro per la Lessinia, una giornata molto fresca, ma soprattutto Giovanni, io mentre camminavo per tutto il Veneto mi sono innamorata della Lessinia proprio grazie alla pecora brogna, alla gallina grisa e tutto quello che comunque fa della Lessinia un territorio speciale. E dobbiamo ringraziare queste persone che hanno deciso di rimanere in armonia con il territorio e allevando, prendendosi cura degli animali. L'uomo ha cominciato a prendersi cura dei suoi animali 10.000 anni fa e se non stiamo attenti perdiamo questa possibilità di scelte che vanno nella direzione della salute dell'animale e delle persone che abitano questa terra. Bene, riguardo a quello comunque con te ho imparato tantissimo perché tu mi hai raccontato anche il ciclo di vita dell'animale, no? Perché lui deve vivere bene, perché poi io che lo mangio sto bene anch'io, io chiedo scusa a tutti i vegani e vegetariani che ti stanno ascoltando, però ci sono anche a quelli che comunque devono mangiare sano e questo è un modo comunque anche di mangiare sano, giusto? Assolutamente. Questi animali si estinguerebbero, vero? Quindi vengono allevati perché all'uomo servono, ma l'importante è che nell'allevamento si rispetti la loro attitudine di specie e che vivano felici, che vivano sani, perché un animale allevato in maniera intensiva, che non vede mai la luce del sole o che mangia mangimi che la spingono in direzione del latte o della carne o di quello che è, sono animali che non sono sani. E di conseguenza noi che li mangiamo mettiamo dentro tutte queste tossine non positive. Certo, qui. Però Giovanni, è Vello Veronese, un posto meraviglioso, pieno di sentieri, offre veramente il massimo che una persona può
avere quando cerca la tranquillità, giusto? Assolutamente, io ho cominciato a frequentare la Lessinia quando avevo 4 anni, nel 69, e sono sempre andato in vacanza in questi posti e ho sempre detto un giorno andrò ad abitare su. È vero, perché tu come me sei anche tu un diversamente veneto. Ricordiamo che sei un innamorato anche tu del Veneto. Metà del mio sangue in effetti è siciliano. È sì, siciliano. certo. Ma ascoltami, e poi le scelte che fanno questi ragazzi giovani, perché noi vediamo quando prendiamo i quotidiani si trova la fortuna fuori, loro hanno comunque scelto il sacrificio ma sono rimasti a casa mantenendo poi... Assolutamente, non solo loro, anche persone come mia moglie e la sua famiglia, altri ristoratori che si stanno impegnando per salvaguardare quello che è la propria terra, questa Lessinia, le sue tradizioni, le sue possibilità di esprimere delle cose. Oggi, come oggi Giovanni, com'è il turismo di questa Lessinia che mi racconti te? Allora, la Lessinia per adesso e per fortuna non sta puntando a diventare un centro commerciale di montagna, ok? Sta puntando a un turismo dolce e sostenibile perché abbiamo veramente la possibilità di raccontare delle cose vere su di noi. E parlando di raccontare cose vere su di voi, Giovanni, io come ti ricordi sono stata in cucina con te, mi hai detto delle cose molto interessanti perché tu mi dicevi che in cucina racconti quelle persone, giusto? Assolutamente, questa è una cosa fondamentale, quindi maneggiare degli alimenti di cui tu conosci lo sguardo, le fatiche, i sogni di chi li ha prodotti, carica quello che stai toccando di energia e poi quando mia moglie Elisa li racconta, a sua volta ricarica di energia perché anche lei conosce questi sguardi, questi sogni e il cliente la riceve. Le pappe più buone sono quelle che ci cucinava la nonna e la mamma. Perché? Perché ci mettevano un sacco di amore e quell'amore nutre. Beh, e parlando di quell'amore, parlando della cara Lisa, ragazzi, se avete fame vi consiglio di tenervi fermi in questo momento perché guardate cosa vi faccio vedere. Venite che adesso vi faccio scoprire. Cara la mia Elisa. Oh, buongiorno, ben arrivata, bella. Come stai? Bene, sei andata a Sbrindolon con mio marito? Proprio così. A Sbrindolon. Beh, insomma, mi ha fatto vedere la pecora Brogna. Brogna. Insomma, ha fatto un giretto, ha raccontato tutte quelle meraviglie che fate per i territori. Tu invece cosa mi fai scoprire? Io ti faccio vedere il mio regno. Praticamente stiamo parlando di una tradizione di famiglia. Sì. Quarta generazione, aveva cominciato il mio bisnonno con l'osteria, i miei genitori negli anni 70 si sono costruiti la sala ristorante con le 15 camere sopra. Dai. Ascolti quelle meraviglie invece? Quelle lì le fa il mio papino, sempre collaborazione del mio papi, Dai. che mi ha aiutato, gli ho detto papà vorrei la cantina vini nuova per i miei vini e lui tra un lavoretto e l'altro mi ha aiutato a creare. Guarda qua. Ma che meraviglia! Qua in Lessinia, cioè riuscire comunque a dar valore a una terra che ha tanto da dire, perché la Lessinia ha tanto da dire, però non è semplice perché comunque non è stata una terra comunque voluta con il turismo piuttosto che... C'è sempre stato tanto allevamento, tutto orientato sull'agricoltura, adesso pian pianino c'è la nuova generazione. Ascolta, questo rumore mi fa percepire che c'è il babbo al lavoro. Qua vedi che mi ha messo anche la cassaforte. La porta blindata. E qua questo rumorino è il mio papà che lavora nel suo... Il regno di Luigino. Nella sua falegnameria, dove ha sempre fatto di tutto. Ma qua praticamente vedo proprio nascere. Ma guarda te che spettacolo. Cioè questo è l'ingegno del Veneto che amo io, perché il Veneto che proprio mi sono innamorata è proprio quello che trasforma tutto in qualcosa di bello. Mio marito ti ha dato qualcosa da mangiare, ti ha fatto assaggiare qualcosa? Niente? Niente. Dai, andiamo che ti do un bel gotto di vino. Vabbè, ma cosa mangiamo qua? Questo è il formaggio fatto con il latte delle pecore da cui siamo stati questa mattina. Quindi è un formaggio di pecora Brogna. Ma dai, e qual è la particolarità di questo formaggio rispetto agli altri, a parte che della pecora Brogna? I profumi, perché sono latte di pecore che hanno mangiato solo erba. Quindi ogni pecora produce pochissimo latte. Un profumo che sento già da qua, Giovanni. Sì, perché questo non è stato in frigorifero e viene direttamente dalla
sala di stagionatura, chiamiamo la sala perché dovresti vederlo. Mamma mia, è speciale, eh? Ragazzi, alla pecora che fa un formaggio così buono. Adesso ti faccio assaggiare un po' di piatti fatti con la materia prima che abbiamo visto. Il cavolo cappuccio che abbiamo fatto fermentare, come i crauti, ed è fermentato insieme a zenzero e mele. Una battuta di pecora brogna. Quella lì è la carne dell'agnello, quindi un animale che ha appena finito di bere latte da una mamma che mangia solo erba. Mettiamo un goccino d'olio, della granella di pistacchio per dare un po' di croccantezza, il pepe. Cioè, in poche parole noi stiamo facendo un antipasto di carne di agnello, cioè cruda. Un po' di cipolla di tropea in agrodolce. Ragazzi, è così bello, è bello anche da vedere, eh? Cioè, e questo è la battuta Di agnello brogno. Qual è la differenza di questi gnocchi a quelli gnocchi normali? Gli gnocchi fatti di Qui non c'è la patata. È solo farina e... Farina, ricotta, uova. E questa è la ricotta arrostita. Poi qui uso farine biologiche. Quindi le cosce sono cotte una notte in confitta, quindi nel grasso... C'è una notte intera? Sì, nel grasso d'oca. I petti invece li cuocio sottovuoto. Qui abbiamo dei tortelli. L'impasto di questa pasta è fatta con solo i tuorli della gallina grigia. All'interno c'è un ripieno fatto con un caprino, quindi formaggio di capre, che vivono come le pecore che hai visto questa mattina di Lorenzo. Questo è? Questo è un sugo fatto con l'agnello brasato. Giovanni, l'ispirazione di questi piatti, perché vedo che comunque sono qualcosa che crei in base al prodotto che hai sotto mano, in poche parole. Allora, una volta cucinavo quello che mi veniva in mente. Adesso cerco di cucinare quello che c'è nel territorio in quella stagione. Quello lì è un ragù con cui codiamo una pasta che viene saltata con burro e lavanda. È lavanda vera, sentite il profumo, amici. C'è la spalla di un agnellino svezzato, cotta 24 ore. Non avete idea dei profumi che si sentono in questa cucina. Amici, che fame che mi è venuta guardando questo video, vero Giovanni? Perbacco. Proprio sì. Proprio sì. Giovanni, siamo arrivati alla fine, ci sarebbe veramente tanto da raccontare ancora, però invitiamo i nostri amici ad andare in Lessinia a scoprire questa Lessinia. Se no? vengono in Lessinia siamo in tanti a poter raccontare delle cose. Beh, vi aspettano lì in Lessinia. Amici, io vi ricordo che c'è sempre il diario di Diversamente Veneto, dove i bambini più piccolini qua dentro possono trovare un sacco di storie del nostro territorio, sono tantissime fiabe. Basta che inviate un SMS, un WhatsApp al numero che appare qua sotto e noi vi diremo come avere il diario di Diversamente Veneto. Giovanni, io ti ringrazio, ti saluto, te, è stato spero di meraviglioso. poter in futuro ospitarti ancora, raccontare ancora la Lessinia. Io ringrazio tutti gli amici, saluto Luca, un piccolino che ci sta guardando e ci guarda tutte le sere, saluto tutti gli amici e ci vediamo a presto amici, perché settimana prossima vedrete che sorpresa che avete. Vi saluto, ciao! Grazie, arrivederci.